Cielo le speranze per il dodicenne colpito da un malore durante una gara di atletica a Vittorio Veneto. Complesso scoprire patologie potenzialmente pericolose, spiega il primario di medicina dello sport. Partenza nel caos per la prima giornata di tamponi gratuiti di fine isolamento in farmacia. La circolare con le regole arriva a mezzogiorno dalla regione. Molte farmacie sono partite con i tamponi gratis nel pomeriggio. Punti tampone organizzati dai comuni. Al via Oderzo i test nell'aula magna della scuola media per ridurre la pressione sui Covid point. Accesso per le prime 10 scolaresche. Verso il primo voto in bianco per il Quirinale, dove le votazioni sono in corso. 77 i grandi elettori veneti. Giorgia Meloni spariglia le carte proponendo come nuovo capo dello Stato l'ex magistrato Carlo Nordio. Sono gravi le condizioni di una donna di 73 anni intossicata dal monossido di carbonio provocato da un incendio scoppiato nella sua cucina ad Altivole. In mattinata fiamme anche ad Arcade, 2 intossicate. Emergenza casa, i dati della CISL. Nella Marca già esecutivi 700 sfratti, famiglie in difficoltà non solo per l'affitto ma per l'aumento delle bollette di luce e gas. Rete innalzata tra il dormitorio di via Pasubio e il parco per i bambini. Il sindaco Conte replica le polemiche. Nessun ghetto, provvedimento necessario, giochi usati come toilette. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque in primo piano il sondaggio che vi proponiamo noi oggi, che riguarda il caos. L'avete sentito dai titoli, il caos delle quarantene, le regole vanno cambiate. Se siete d'accordo componete il sì con lo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo lo 0422 1626 690. I risultati di questo sondaggio lo potrete sentire nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora la cronaca. In fin di vita il dodicenne che ieri si è accasciato a terra durante una gara a Vittorio Veneto. La prognosi è strettamente riservata. Il dodicenne, che ieri si è accasciato a terra mentre correva il cross della vittoria, si trova in terapia intensiva della cardiochirurgia di Treviso, in fin di vita. Il ragazzino, residente a Padova, gareggiava per le Fiamme Oro. Aveva ottenuto solo 2 mesi fa i certificati di idoneità sportiva. Ieri il dramma. Si era riscaldato assieme agli altri atleti. Poi, dopo aver percorso oltre 600 metri, è caduto a terra senza riprendere mai conoscenza. Il cuore si è fermato. Immediato è stato l'intervento del medico e degli operatori sanitari. Grazie al defibrillatore il cuore del dodicenne è tornato a battere. Poi il volo con l'elisoccorso del suo M118 in ospedale. Una nottata di angoscia per i genitori. Il papà era sul campo di gara quando il figlio si è sentito male. Per gli allenatori e per gli organizzatori della manifestazione sportiva. Tante le domande: perché accade un fatto così drammatico ad un dodicenne? Sul problema della perché succede? Perché purtroppo ci possono essere delle condizioni cliniche che non sono presenti al momento della valutazione. Mi spiego: se noi dobbiamo cercare prevalentemente forme genetiche, cardiomiopatie o malattie elettriche genetiche, lo screening ha una grande capacità di evidenziarle. Però ci sono delle forme, per esempio, infiammatorie che si incontrano durante la vita di tutti noi, una banalissima influenza, l'infezione da SARS-CoV-2, quindi un virus che può generare un'infiammazione acuta del cuore, che apparentemente potrebbe passare inosservata, cioè non dare sintomatologia, ma lo sforzo fisico intenso potrebbe generare l'aritmia che si rende responsabile poi dell'arresto cardiaco. Sulla questione mascherine, utilizzata nei primi metri della corsa dagli atleti, Patrizio Sarto non ha dubbi. Se noi pensiamo ai numeri delle persone che fanno e seguono queste indicazioni stilate dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, ci dicono chiaramente che le cose non avvengono per la mascherina. Bisogna sempre ricordare che quando c'è un'aritmia di quelle potenzialità drammatiche si manifesta nel 95% dei casi su una malattia del cuore, che può essere di solito nascosta, e a 12 anni potrebbe essere molto nascosta. Poi l'appello lanciato a tutte le famiglie perché vengano effettuate visite approfondite agli atleti. Fare la valutazione medico-sportiva. I medici sanno che devono essere assolutamente rigorosi nella valutazione e quindi non si deve cercare il certificato che costa meno, ma la visita che è più accurata possibile. Questo è il messaggio che mi sento di dire. Tutti ora sono attorno al piccolo atleta. Mi sento vicino alla famiglia, ha terminato Sarto in questo momento drammatico, vicino ai suoi compagni ed amici.
Giornata campale per l'avvio dei test di fine quarantena in farmacia, ma la situazione si è sbloccata nel pomeriggio con l'emanazione di una nota inviata alle farmacie. Sicuramente ci sono stati dei disservizi, ne siamo consapevoli, però vi assicuro che abbiamo lavorato in contemporanea e sabato e domenica tutte le direzioni per adeguare tutte le cose che erano da adeguare. La nota è partita in tarda mattinata, destinatarie le farmacie del Veneto che dal pomeriggio hanno iniziato a garantire i tamponi di fine quarantena dopo l'ok del Ministero arrivato venerdì sera in zona Cesarini e l'annuncio del presidente Zaia nella giornata di sabato. Le farmacie di fatto erano pronte, io avevo sempre avuto il contatto con Farmacie Riunite, anche con Federfarma, erano pronte per intervenire, quindi per loro non era sicuramente un problema di entrare in campo. È chiaro che invece l'adeguamento dei sistemi informatici, quindi il portale, il poter scaricare nel portale, il poter poi inserire nel portale, iscrivere nella categoria corretta diventava fondamentale. Mi scuso per questi disagi, però voi capite che anche noi lavoriamo in una condizione non semplice e purtroppo dobbiamo mettere insieme i pezzettini di volta in volta. Non tutti i soggetti però possono presentarsi in farmacia per il test di fine isolamento. La possibilità, rimarca Lanzarin, riguarda i contatti di casi, i positivi inclusi i minori che devono definire la negativizzazione, gli studenti in autosorveglianza o in sorveglianza con testing. In ogni caso il tampone deve essere effettuato dopo 3 giorni senza sintomi. Partito senza intoppi invece il sistema di prenotazione online annunciato sempre sabato. Collegata infine la partita sulle regole per le quarantene con Lanzarin che chiede di rivederle partendo dalla ridefinizione di caso. Altri incontri ci sono stati su questo punto nel pomeriggio. Prima giornata per fare i tamponi di fine quarantena, quindi anche nelle farmacie. Sconsolato però il commento del vicepresidente di Farmacie Unite e titolare della farmacia di Zenson di Piave. È stata una giornata veramente pesante, è stato difficile lavorare in farmacia, bloccati dal telefono che squillava in continuazione e con accessi di tante persone che pretendevano di avere il fine isolamento così, subito, senza regole e senza la struttura pronta a operare. È passata così la prima giornata dei tamponi di fine quarantena affidati dalla Regione anche alle farmacie. Un avvio non certo impeccabile che di fatto ha messo in croce chi è costantemente in prima linea. Assolutamente con nessuna informativa. C'è stata soltanto alle ore 11 del mattino una modifica sul portale regionale dove noi inseriamo i tamponi, in cui è comparsa la voce isolamento. Dalla Regione sono arrivate subito le rassicurazioni che già nel pomeriggio e ancora meglio domani tutto il sistema sarebbe stato reso operativo al 100%. Dai farmacisti però arrivano già le prime indicazioni per possibili incambiamenti. Che ci sia una scrematura su chi ha diritto e chi non ha diritto a venire in farmacia a fare i tamponi. E questo deve essere chiaro perché la persona che viene in farmacia deve avere la documentazione opportuna rilasciata dal medico di base, dal SISP, dalla Regione. Abbiamo bisogno anche di regole chiare, precise su come operare. Non è difficile lavorare in questo modo perché poi ci blocca anche l'attività normale della farmacia. Una situazione complessiva che secondo il vicepresidente di Farmacie Unite deve aggiornarsi con l'andamento del contagio. La necessità della forza lavoro nelle nostre aziende è richiesta, abbiamo bisogno che la gente non stia a casa e che vada a lavorare. A Odezza al via il primo punto tamponi organizzato dal Comune nell'aula magna della scuola media per ridurre la pressione sui Covid point. In giornata test sulle prime 10 scolareste. Zero Branco ha sperimentato il nuovo modello. Oderzo parte ufficialmente per primo tra i comuni della Marca con un punto tamponi alternativo a quelli dell'ULS 2 dedicato alle scolaresche. Il via alla scuola media a Malteo, dove il servizio di prevenzione è indirizzato alle prime classi. Viene inviato direttamente al dirigente scolastico la data, l'ora, il giorno della convocazione e il luogo. Viene inviato successivamente dal dirigente scolastico alle famiglie nella stessa modalità che avveniva normalmente nella situazione di Covid point e successivamente si presentano
proprio nei luoghi deputati proprio per l'effettuazione di questo. In questo caso a Oderzo questa mattina ne parliamo di 10 classi, 3 sono state espletate stamattina e 7 nel pomeriggio. Oderzo è dunque uno dei 62 comuni trevigiani che si sono resi disponibili a organizzare con sede e volontari propri un punto tamponi per andare incontro alle famiglie costrette a lunghe attese ai Covid Point. Sicuramente questa è un'iniziativa che permette di ridurre appunto l'attesa dei ragazzi e delle loro famiglie, permette i nuovi spazi allestiti dai comuni proprio per la situazione emergenziale di poter dare delle risposte immediate e permettere l'ingresso preciso dei ragazzi all'interno, diciamo, delle loro aule scolastiche. Non è un caso che a partire per primo sia Oderzo che vive il problema della forte pressione sul centro tamponi di via Donizetti e sulla viabilità circostante. I problemi si risolvono sempre e solo facendo squadra e lavorando tutti insieme, quindi la parte dell'ULS ci ha messo a disposizione le attrezzature e i comuni devono cercare di organizzare i volontari, quindi è partita questa caccia al volontario che fortunatamente ha avuto un buon riscontro e quindi ringrazio immensamente i volontari che devono essere ovviamente medici o infermieri o comunque OS. Sono ancora molti nella Marca gli stranieri non vaccinati. Per vincere la loro diffidenza, la cooperativa Hilal si è affidata ai richiedenti asili che ospita. Ine fo en foriare pingoyeren affaire o coronel boyeta doni. Cari amici, andate fare vaccino subito. Un video per invitare alla vaccinazione i loro connazionali, siano essi marocchini, senegalesi, gambiani o pakistani. Lo hanno realizzato e pubblicato su YouTube i richiedenti asilo ospiti delle 2 strutture gestite dalla cooperativa Hilal a Treviso e Mogliano, per cercare di incentivare la vaccinazione contro il Covid dei cittadini stranieri, molti dei quali rimangono diffidenti. Cari amici, riprendiamoci le nostre vite, riprendiamoci il nostro futuro e lo possiamo fare solo con un modo, con il vaccino. إخوان كاملين كنطلبوكم باش تمشيو ديروا الفاكسان حاجة مهمة باش نحاربوا هذا الفيروس. I'm from Nigeria. It's very important for everyone to take vaccine. Those that don't take vaccine, it's very important for you people to go and take vaccine and protect yourself, guys. Thank you, guys. Ad avere l'idea è stato il presidente di Hilal, Abdallah Khezraji, riuscito nell'impresa non facile di convincere tutti i 100 giovani stranieri che ospita a vaccinarsi, ma lo stesso non accade all'esterno di queste strutture, da qui l'idea del video. Cari amici africani, ghanesi, di tutti i paesi africani, vi chiedo di andare a vaccinare perché è l'unica cosa importante per tutti noi per vivere meglio come siamo prima. Un messaggio veicolato in diverse lingue per raggiungere molti dei 90.000 immigrati residenti nella Marca che senza vaccino sono anche privi di Green Pass. Cari amici, andate a vaccinare. Cari amici, andate a fare vaccino. È importante. Per favore, andate a vaccinare. Cari amici, riprendiamoci le nostre vite, riprendiamoci il nostro futuro e lo possiamo fare solo con un modo, con il vaccino. Verso il primo voto in bianco per il Quirinale, dove le votazioni sono in corso, 77 i grandi elettori veneti ha sparigliato le carte in tavola Giorgia Meloni, che a mezzogiorno ha proposto come nuovo capo dello Stato Carlo Nordio. Passiamo alla votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 83, terzo comma della Costituzione. È iniziata puntuale la prima giornata di votazioni per il Quirinale, mai così incerte forse nella storia della Repubblica. Capo dello Stato e sorti del governo sono del resto legate a doppio filo. Frenetici gli incontri romani tra tattica, strategia e sopravvivenza. 77 grandi elettori veneti, 50 deputati, 24 senatori, 3 rappresentanti regionali, tra questi il Presidente Zaia, ma c'è un pezzo importante del Veneto nella prima mossa politica di giornata, quando la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni mette sul tavolo il nome del magistrato trevigiano Carlo Nordio, opzione confermata in tempo reale nel corso della nostra diretta dal senatore commissario regionale dei meloniani Luca De Carlo. Non è sicuramente clamoroso il fatto che Carlo Nordio possa essere una persona che ha l'identikit perfetto per svolgere quel ruolo. Ecco, è una delle persone a cui è stato allargato il campo, persone non politiche alla quale noi abbiamo allargato il campo, e a me da Veneto fa enormemente piacere che ci sia una figura così importante, ma anche dei nostri territori, che possa essere uno tra i papabili di rappresentare
questa nazione. Nella delegazione veneta anche il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che assicura l'unità della Lega nella trattativa andata avanti nel pomeriggio anche con il PD. Noi come Lega abbiamo 212 grandi elettori e su questo c'è la sicurezza che si muovono tutti compatti. In altre realtà non è sempre così, abbiamo visto discussioni interne ad altri partiti molto importanti. Tutti al momento si dichiarano disponibili al confronto, condivisione forse la parola più usata della giornata su ambi i fronti. Mi auguro che la disponibilità al dialogo ci sia, da parte nostra c'è, anche perché è evidente che in questa situazione non c'è una maggioranza di grandi elettori né da una parte né dall'altra, per cui lo dicono i numeri che il dialogo è necessario, oltre al fatto che al di là dei numeri in questo momento storico l'idea di eleggere i presidenti a maggioranza sarebbe sbagliato. La credibilità di un paese sta anche nella capacità di reggere nel tempo con governi, ma anche con presidenti, ma anche con figure istituzionali all'altezza. Ed è per questo che noi puntiamo anche sulla figura di Draghi. Sembrano salire anche le quotazioni di un'altra veneta, la presidente del Senato Casellati. Il passo indietro di Berlusconi per qualcuno potrebbe essere una spinta verso il colle, ma i giochi sembrano soltanto all'inizio. Sono gravi le condizioni di una donna di 73 anni intossicata dal monossido di carbonio provocato da un incendio che è scoppiato nel pomeriggio nella cucina della sua abitazione ad Altivole. La donna è stata portata in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto con le squadre di Castelfranco e Montebelluna, giunti anche i carabinieri della stazione di Riese Pio X. La 73enne è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, ingente invece danni all'abitazione. In mattinata un altro incendio è scoppiato ad Arcade, ad incendiarsi un quadro elettrico. 2 donne sono rimaste leggermente intossicate, sono state accompagnate presso il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Sul posto, oltre al SUEM 118, i vigili del fuoco. Non si è fermato all'ALT dei carabinieri un 25enne vicentino, invece di rallentare ha ingrenato la marcia e si è dato la fuga, effettuando tra l'altro una serie di manovre pericolose per sottrarsi al controllo. I militari hanno iniziato un inseguimento fra le strade di Volpago del Montello. In via Schiavonesta però i militari sono riusciti a bloccare il giovane, che è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza pubblico ufficiale. Il 25enne oggi è stato giudicato per direttissima, sarà soggetto alla misura dell'obbligo di firma presso il comando dell'arma territorialmente competente. Lo scorso 31 dicembre è scaduto il blocco degli sfratti adottati nei primi mesi dell'emergenza Covid-19. Anche nella Marca si profila una vera e propria emergenza preannunciata oggi dalla CISL di Treviso. 700 nella Marca e 200 nel Bellunese. Sono i numeri dell'emergenza sfratti dopo la fine del blocco decretato dal governo all'inizio dell'emergenza Covid. I dati sono emersi oggi nel corso del congresso territoriale del SICET, il sindacato inquilini della CISL. Adesso stanno partendo questi sfratti esecutivi. Siamo già stati contattati da circa una decina di soggetti, di famiglie, insomma, che si trovano in questa situazione. Abbiamo velocemente avviato la procedura in accordo anche con i comuni dove risiedono questi, per cercare di trovare delle soluzioni alternative, ma non è semplice. Situazioni di difficoltà accentuate dall'aumento delle bollette. Oggi ci troviamo ad aver avuto un'epidemia che ha falcidiato i redditi di queste persone, che erano quelle magari che riuscivano a malapena arrivare a fine mese e non sono più stati in grado di farvi fronte. Oggi a peggiorare la situazione si mettono anche le utenze, pensiamo al gas e all'energia elettrica, che vanno ulteriormente a peggiorare questa situazione. Infatti molti si lamentano che sì, i canoni di affitto sono rimasti inalterati, ma le spese condominiali, le spese delle utenze sono fortemente aumentate, per cui c'è questa emergenza. E non aiuta la situazione delle case ATER, con gli enti in cronica difficoltà. Nel 1996 sono state abolite le trattenute a favore di tutti i dipendenti delle trattenute GESCA e non sono state sostituite pari passo dalla fiscalità generale, ma a spot. Per cui con interventi a spot non è possibile fare una programmazione. Sindacato che affronta anche il tema casa per le giovani coppie, lanciando una proposta al sindaco di Treviso. Con la rigenerazione urbana, con le risorse che verranno anche messe a disposizione, bisogna puntare principalmente su questo aspetto, cioè cosa succederà a tutte le attività commerciali che da qui ai 10 anni chiuderanno in centro città. Potremo cercare di trovare proprio degli alloggi alle giovani coppie.
Ultimi lavori oggi per la rete che molti hanno nominato della vergogna, paragonando il sindaco di Treviso a Donald Trump e al suo muro anti-immigrati. Tutta la vicenda nel prossimo servizio. Ultime rifiniture oggi in via Pasubio a Treviso, operai al lavoro per dividere definitivamente l'area dell'ex scuola e ora dormitorio pubblico dal parco giochi per bambini. Recinzione voluta dal sindaco Mario Conte, subito criticato da chi ha visto in questa rete l'ennesimo esempio di ghettizzazione in salsa trevigiana. Hanno espresso il loro dissenso semplici cittadini, il parroco di Sant'Angelo Santa Maria del Sile, ma anche il professor Antonio Calò, che ha accolto 6 richiedenti asilo. Tutti contro quella che hanno definito una decisione politica del sindaco, che invece spiega l'intervento come salvaguardia dell'igiene pubblica, punzecchiando che qui di politico c'è solo la loro polemica. Credo che la sindrome della campagna elettorale si stia impossessando di alcuni personaggi della città. Mi rivolgo anche a quel mini comitato di cittadini che si è ribellato alla recinzione di andare a vedere le motivazioni che ci hanno portato a fare questa scelta. Noi abbiamo voluto semplicemente dividere l'area giochi dal dormitorio. Perché? Perché molti genitori mi avevano fatto presente che alcuni ospiti del dormitorio purtroppo defecavano in corrispondenza delle giostrine dove i nostri bambini dovrebbero giocare. Che l'area comunque rimanga aperta a tutti, sottolinea il sindaco, lo dimostra il cancello appena montato. Detto questo, a noi sorge però spontanea un'altra domanda. Ma non era più semplice, come dire, insegnare a chi già utilizza il dormitorio le regole civili? Ma sa, insegnare le regole a chi ha 30, 40, 50 anni lo vedo un po' difficile. Se non hanno capito alla loro età che non si fanno i bisogni in corrispondenza delle gestioni dei bambini, l'unico modo in questo momento per intervenire in tempi rapidi è quello intanto di dividere le aree. Pieve di Soligo candida Solighetto a Borgo Pilota del Veneto, in gioco un finanziamento di 20 milioni di euro per rigenerare la frazione spopolata e parzialmente in abbandono. Grazie ad un bando previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un borgo del Veneto potrà venire riqualificato, beneficiando di un progetto di rigenerazione da 20 milioni di euro. E Pieve ha deciso di candidare Solighetto, nel cuore delle colline, patrimonio dell'umanità, per le caratteristiche del borgo, per il numero di abitanti, per la sua posizione. Abbiamo partecipato con l'invio ieri di tutta la documentazione al bando Borghi allegato A, che prevede la partecipazione di tutti i comuni che abbiano al loro interno delle frazioni che si caratterizzano per spopolamento e per altri caratteri. Noi riteniamo che la frazione di Solighetto, per la quale abbiamo già attivato da diversi anni tutta una serie di progettualità, possa avere dei numeri sufficienti per poter essere intanto selezionata e inviata al Ministero dei Beni Culturali per poter poi partecipare a questa selezione di un borgo in Veneto. Per redigere il dossier che immagina per Solighetto un nuovo modello integrato di attrattività e inclusività, Pieve ha sfruttato una recente esperienza. È un po' come partecipare al bando di Capitale Italiana della Cultura, per cui abbiamo messo tutta l'esperienza che abbiamo sviluppato negli anni passati, raggiungendo quel prestigioso riconoscimento che ci è stato in qualche maniera dato, essendo una delle 10 città finaliste. La sfida per dare nuova vita al centro di Solighetto è quindi aperta. Tra il 2015 e il 2021 la frazione ha registrato un calo demografico del 6,2%, 150 le unità residenziali, di cui 40 abbandonate o non abitate. L'amministrazione immagina Solighetto come un albergo diffuso con un'unità ricettiva interfacciate all'hub storico e culturale di Villa Brandolini. Un progetto ambizioso e non solo, che il Comune sta cercando di concretizzare grazie ai fondi del PNRR. Ci sono tante opportunità che si stanno presentando e di bandi a cui alcuni abbiamo già partecipato e altri intendiamo appunto affrontarli proprio per dare la possibilità ai nostri territori di poter migliorare e poter crescere. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
L'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio dell'ULSS 1 continua ad essere importante per numero di contagi. L'incidenza settimanale resta sopra quota 2.000 su 100.000 abitanti ed è ancora significativo il numero degli over 50 non vaccinati, per il quale a breve scatterà l'obbligo di legge. Il punto con la direttrice generale dell'ULSS Dolomiti, Maria Grazia Carraro. In questo momento ne abbiamo 8.300 che non hanno ancora fatto nessuna dose. Nel Bellunese è ancora importante il numero di non vaccinati fra gli over 50, fascia d'età per la quale da febbraio scatterà l'obbligo di legge con conseguenze personali e sociali oramai note. In questo mese di gennaio oltre 1 migliaio in questa fascia di età hanno aderito alla campagna vaccinale, quindi si sono vaccinati. Dobbiamo tener conto che una certa quota di popolazione, circa 1.700, sempre in questa fascia di età, sono positivi in questo contesto, quindi non possono fare la vaccinazione. Stiamo parlando di circa 6.000 persone. 6.000 persone ancora senza protezione. L'azienda sanitaria le invita ad aderire alla campagna vaccinale per poter avere la possibilità di muoversi e soprattutto di lavorare. E poi ci sono i giovani che appartengono alla fascia d'età 12-19 che hanno aderito bene alla prima e seconda dose con una percentuale che supera l'80%, ma che latitano alle sedute di richiamo. La terza dose, anche per loro recentemente è possibile aderire alla terza dose, che gli consente quindi di avere quel Green Pass rafforzato e permette di rimanere in classe, quindi con una didattica non a distanza ma in presenza, ma soprattutto, vista anche l'età, di mantenere quelle attività sociali che tanto sono pesate nei lockdown e nel periodo precedente. Con la speranza che questa quarta ondata allenti al più presto la presa, Omicron potrebbe non essere l'ultima variante e il richiamo alla prudenza è massimo. Sappiamo cosa è successo, ma non sappiamo quello che c'è davanti. È evidente che la nostra speranza è che si spenga velocemente, anche per poter tornare a una normalità, non soltanto nella nostra vita personale, ma anche nella vita di relazione e di lavoro. Ed ora la cronaca, raid vandalico e danni in via di accertamento nella notte all'Istituto Negrelli di Feltre. Ignoti hanno devastato la scuola rompendo vetri, armadi e dotazioni tecnologiche. Non soddisfatti hanno mandato in frantumi i distributori di bevande e merendine e hanno svuotato gli estintori. Le macerie sono state trovate questa mattina, pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni, così che al dirigente scolastico non è rimasto altro che rimandare a casa i ragazzi e attivare la didattica a distanza. L'amministrazione provinciale ha denunciato i fatti ai carabinieri che hanno avviato le indagini e eseguito i rilievi di legge. Il presidente Padrin ha stigmatizzato il gravissimo episodio, un fatto che colpisce la collettività, danneggia gli studenti e la scuola. Questa mattina al Negrelli era in programma l'incontro con l'autista del giudice Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci, Giuseppe Costanza. L'appuntamento è stato spostato al Colotti. Oltre 6 milioni di euro a sostegno delle attività produttive bellunesi, non ha precedenti la disponibilità finanziaria messa a disposizione da provincia, fondi comuni e di confine e GAL per i diffusi danni economici causati dall'emergenza Covid e per lo sviluppo socio-economico del territorio. Sentiamo. Un sostegno alle attività produttive bellunesi piegate dall'emergenza Covid che ha alterato tutte le dinamiche economiche, con un piano pensato in un'ottica di complementarietà che ha riunito provincia, fondo comuni di confine e GAL. Oltre 6 milioni di euro a disposizione per le imprese, un segnale importante del territorio per il territorio. Un'occasione forse unica e storica per cercare di dimostrare la nostra vicinanza alle imprese che hanno subito durante il Covid sicuramente diversi disagi, diversi problemi anche dal punto di vista economico, e quindi questo è un segnale importante. Circa 3 milioni di euro saranno destinati alla ristrutturazione e l'ammodernamento delle attività, l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e sistemi informatici e di innovazione digitale, con contributi a fondo perduto da 3 a 15.000 euro. La quota restante è quella messa a disposizione dei GAL con i bandi riservati alle imprese turistiche, artigianali e dei servizi. Il sostegno alle attività produttive della provincia prevede 2 linee di finanziamento, una per i comuni di confine, l'altra per i comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Alpago, esclusi dall'area vasta. I bandi saranno pubblicati a partire dal prossimo 8 febbraio fino al 14 aprile.
È previsto un percorso informativo che si terrà il 31, il 3 e il 7 di febbraio e questo percorso fra l'altro consentirà anche di avere un punteggio aggiuntivo per la eventuale partecipazione al bando. Camera di Commercio e Unioncamere si occuperanno della gestione attuativa degli interventi decisi dopo un confronto con le categorie e il Fondo Welfare e Identità Territoriale. Oltre 22.000 euro sono stati raccolti in provincia grazie alla generosità di tanti bellunesi che lo scorso dicembre hanno partecipato all'acquisto solidale dei panettoni Città della Speranza. Le donazioni sono state raccolte da 3 amiche, Monia De Vettora, Annalisa Dalborgo e Annalisa Notar Stefano, che si sono attivate durante le festività natalizie e che in questi giorni hanno consegnato l'assegno alla fondazione che a Padova si occupa della ricerca e dell'aiuto ai bambini oncologici. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione in prima serata Ring alle 21:15, gli ospiti Maristella Scarmignan, Andrea Gregori, Riccardo Barbisan, Sara Moretto, Luca De Carlo, Vanessa Camani e Andrea Martella. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al Meteo. La settimana prosegue all'insegna dell'anticiclone che garantisce tempo stabile sul nostro territorio. Ma vediamo insieme il dettaglio di martedì 25 gennaio. Sul Veneto al mattino e dopo il tramonto cielo piuttosto grigio, come vediamo, per nubi basse e nebbie diffuse. In alcune zone saranno anche fitte e persistenti per tutto l'arco della giornata. Altrove invece maggiori schiarite. Temperature minime piuttosto fredde tra -2 e 1 grado, massime comprese invece tra 4 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso la situazione sarà leggermente diversa perché prevale il sole, anche se nelle ore più fredde sarà possibile anche qui qualche nebbia. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 4-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento. Locali addensamenti saranno possibili, ma del tutto innocui. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 9 gradi. Dal Meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.